Buongiorno da Sicilia 24, questi titoli di oggi. Catania picchia la moglie incastrato dal sistema di videosorveglianza del suo negozio. La donna riesce a chiamare la polizia, lui comprende e alla cornetta aggiunge beffardo: potete venire ad arrestarmi. Parroco accoltellato a Gela, arrestato il 26enne Francesco Ascia. Secondo gli investigatori l'aggressione sarebbe maturata in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso. Beccato con una mazzetta un funzionario del Dipartimento dei Beni Culturali della Regione. Aveva chiesto 1.000 euro a 2 imprenditori per sbloccare alcune fatture. A Messina assegnata la laurea alla memoria Sara Campanella, la studentessa vittima di femminicidio, la forza della madre che dice Sara era coraggio e libertà, nel suo nome anche delle borse di studio. 30 persone operate di cataratta in 2 cliniche catanesi rischiano di perdere la vista per un'infezione contratta durante l'intervento. La procura apre un'inchiesta per lesioni gravissime. Assaltano un'agenzia di viaggi ad Acireale nel catanese, 5.000 euro il bottino, 3 sono finiti in carcere, un quarto è ricercato. Torre del Grifo, assegnato al Catania il club del presidente Pelligra, vince l'asta per il centro sportivo con un'offerta da 5,5 milioni. Il 30 ottobre l'aggiudicazione definitiva. Bentrovati, apriamo il nostro telegiornale con una vicenda davvero molto brutta, peraltro ci sono delle immagini che parlano assolutamente chiaro. Arriva la storia, arriva da Catania, lui picchia la moglie, lo fa all'interno di un negozio, viene incastrato dal sistema di videosorveglianza che lui stesso ha installato. La donna disperata chiama la polizia, lui però interrompe e dice potete venire ad arrestarmi, il servizio. Una telefonata alla centrale operativa della questura di una donna in preda all'ansia e alla paura. Singhiozzava, piangeva. Da poche parole si comprende che era vittima di violenza da parte del compagno. Un momento rubato evidentemente alla momentanea assenza dell'uomo. Lui strappa il telefono alla donna e interrompe la chiamata, ma gli agenti richiamano quel numero e a rispondere lui. L'uomo che in una frase netta sancisce il suo stato. Su mio marito risponde. Mi potete venire ad arrestare. Sullo sfondo l'audio della donna che urlava e chiedeva all'uomo di andare via, di lasciarla in pace. L'uomo ha sbarrato la porta dell'attività commerciale ed è andato via, impedendo i soccorsi nei confronti della vittima 31enne rimasta a terra, priva di sensi. E poi è stata la donna, ripresasi dalle botte, ad aprire la porta alla polizia con un secondo mazzo di chiavi. Era una maschera di sangue ed è svenuta, i segni della violenza erano ovunque. La signora è stata trasportata in ospedale grazie all'intervento del 118 e sono stati prescritti 45 giorni di riposo assoluto, mentre non è stata emessa ancora alcuna prognosi, così come riferito dalla polizia, per l'evoluzione del quadro clinico compromesso. I medici hanno comunque diagnosticato la frattura delle ossa nasali e un grave trauma cranico. La ricerca dell'energumeno si è avvalsa delle immagini delle telecamere di videosorveglianza del negozio che lui stesso aveva installato. L'uomo è stato rintracciato a casa della madre, sdraiato su un letto. Subito sono scattati gli arresti. E i carabinieri di Gela hanno arrestato il 26enne Francesco Ascia. Per gli investigatori sarebbe lui l'autore dell'aggressione al parroco della Chiesa del Carmine, Don Nunzio Samà, accoltellato ieri. Il giovane è accusato di lesioni personali aggravate. Gli investigatori sono arrivati ad Ascia, che ha precedenti penali e disturbi psichici, soprattutto analizzando le registrazioni dei sistemi di videosorveglianza della zona. Nella sua abitazione è stato trovato il coltello con il quale ieri ha ferito il parroco, poi ricoverato in ospedale per appunto ferita all'addome. Secondo i PM e i carabinieri l'aggressione sarebbe maturata in un contesto di disturbo di personalità e fanatismo religioso. Il 26enne sarà sottoposto a interrogatorio di garanzia. Un funzionario della Soprintendenza del Mare è stato arrestato in flagranza di reato dalla Guardia di Finanza mentre intascava una mazzetta. Manlio Viola.
Bloccato mentre in tasca 1.000 euro in contanti. Secondo caso di mazzetta indiretta nel giro di poche settimane nell'amministrazione pubblica siciliana. Questa volta ad essere colto in flagranza è l'architetto Antonio Librizzi, funzionario della Soprintendenza del Mare della Sicilia, Dipartimento dell'Assessorato regionale ai beni culturali. Librizzi è stato fermato dalla Guardia di Finanza subito dopo aver ricevuto il denaro da un imprenditore nei confronti del quale avrebbe avanzato insistenti richieste per sbloccare una pratica. Era stato proprio l'imprenditore a denunciare le pressioni e a far scattare la trappola. La notizia è divenuta di pubblico dominio quando questa mattina la Guardia di Finanza si è presentata negli uffici della Soprintendenza del Mare per effettuare una perquisizione e un'acquisizione di documenti delegata dalla magistratura in seguito all'arresto. I Baschi Verdi hanno prelevato anche i documenti di 2 diverse gare delle quali si occupava Librizzi e la documentazione relativa alle manutenzioni e al funzionamento degli uffici. La vicenda è simile a quella di qualche settimana fa quando la polizia ha arrestato in flagranza un funzionario dell'ASP di Palermo che aveva appena incassato una mazzetta. In quel caso però le manette erano scattate anche per il presunto corruttore, mentre in questa occasione l'imprenditore aveva denunciato le pressioni. L'accusa mossa a Librizzi adesso è di concussione. Ieri a Messina molta commozione per la consegna della laurea alla memoria che l'università ha attribuito a Sara Campanella, la giovane vittima di femminicidio. Lei, dice la madre, era coraggio e libertà. Francesco Triolo. Conferisco a Sara Campanella la laurea triennale in tecniche di laboratorio biomedico con voti 110 su 110 e lode. La voce rotta dalle lacrime della rettrice dell'Università di Messina Giovanna Spatari nel conferire la laurea alla memoria a Sara Campanella, le lacrime di mamma Cetti nel ritirare quella pergamena che la figlia desiderava, aspettava dopo aver sostenuto tutti gli esami, lacrime che oggi dovevano essere di gioia, non di sangue, ripeteva il padre Alessandro. Oggi siamo qui per renderle omaggio, memoria viva, perché Sara merita di prendere la laurea. Noi porteremo sempre la luce di Sara ovunque andremo. Sara era coraggio, era libertà e io non posso essere meno di quello che Sara è stata. Un'aula magna stracolma di autorità, ma soprattutto di giovani, studenti, colleghi e colleghe che hanno voluto esserci. È toccata all'amica Martina discutere la tesi iniziata da Sara e completata dai suoi colleghi, perché la sua morte è una ferita per tutta la comunità. L'esperienza drammatica che ha vissuto questa comunità affinché la morte di Sara non sia avvenuta invano deve essere un monito per tutti. La Regione metterà a disposizione delle borse di studio che porteranno il nome di Sara Campanella. Ogni tesi, ogni borsa di studio, ogni ricerca sarà una voce in più, ha detto la rettrice. La famiglia invece continuerà la sua opera di sensibilizzazione. La violenza è anche quella che non si vede, quella che non è visibile, quella che non si vede soltanto dai gesti, da parole, offese, ma anche quella che non si vede, anche il minimo dubbio. A Catania 30 persone, anche se il numero potrebbe crescere nelle prossime ore, operate nei giorni passati di cataratta, rischiano di perdere la vista a causa di un'infezione contratta durante l'intervento effettuato in 2 cliniche private. La Procura ha aperto un'inchiesta, il caso è stato anche segnalato al Ministero. Adelaide Barbagallo. Gravi danni alla vista con il rischio di perderla. Cresce la preoccupazione a Catania, dove una trentina di pazienti sono stati costretti a recarsi in alcuni ospedali dopo un intervento di cataratta eseguito in 2 cliniche private della città. Tutti, poche ore dopo, hanno accusato forti dolori e disturbi all'occhio per un'infezione contratta. La Procura di Catania ha aperto un'inchiesta. Il reato ipotizzato è lesioni gravissime. Molti dei ricoverati sono in prognosi riservata, uno al momento è cieco da un occhio, altri in via di ripresa, ma i medici al momento non escludono danni permanenti alla vista.
2 i centri privati specializzati cui si erano rivolti i pazienti per effettuare l'intervento considerato di routine non particolarmente complicato. Diversi gli ospedali che adesso li hanno in cura. 6 sono al Policlinico, 4 al Cannizzaro, gli altri sono finiti al Garibaldi, al Centro Oculistico Europeo di Aci Castello, ma anche a Ragusa ed Enna. Per molti la diagnosi è la stessa, hanno contratto il batterio Enterococcus fecalis, ma potrebbe esserci anche un altro batterio ad aver causato l'infezione. Le analisi sull'acqua fisiologica utilizzata durante gli interventi hanno dato esito negativo. Sotto la lente di ingrandimento ci sono dunque i cristallini impiantati e le sale operatorie dei 2 centri privati coinvolti. Una delle 2 cliniche in una nota comunica di aver avviato un'indagine interna sui prodotti e le attrezzature utilizzate. L'associazione Codacons ha lanciato una task force medico-legale e un'azione collettiva a difesa dei pazienti. Il caso, che è un'emergenza sanitaria, è stato segnalato anche al Ministero. E ieri una bomba carta è stata fatta esplodere sotto casa dell'assessore palermitano Fabrizio Ferrandelli. Negli stessi minuti scoppiava un incendio in un appartamento che Ferrandelli doveva assegnare a una famiglia. L'assessore dice però andiamo avanti. Marco Gullà. Un boato forte nella notte, paura, panico. Una bomba carta è stata esplosa nei pressi della casa dell'assessore all'emergenza abitativa del comune di Palermo Fabrizio Ferrandelli. Parallelamente la casa vandalizzata a Borgo Nuovo, che doveva essere consegnata a una famiglia, come aveva denunciato Ferrandelli, è stata data alle fiamme. 2 episodi collegati, inquietanti e preoccupanti. Sulla bomba carta al momento non si esclude alcuna ipotesi, compresa la pista di una vera e propria intimidazione contro l'assessore, che però non si ferma e dice andiamo avanti. Indietro non si torna, l'amministrazione comunale è intenzionata ad andare avanti nel percorso di legalità sull'assegnazione degli immobili secondo la lista delle emergenze abitative e soprattutto nessun gesto di singoli violenti può intimidire un'istituzione che è determinata ad andare avanti nel proprio lavoro. Dalla casa vandalizzata all'incendio, poi la bomba carta esplosa vicino casa di Ferrandelli, una sequenza che ha una matrice criminale. Gli interventi contro le occupazioni abusive sono sempre più frequenti a Palermo. Proprio nei giorni scorsi l'assessore aveva dato notizia di altre 4 case popolari acquisite nuovamente al patrimonio del comune. L'assalto a un'agenzia di viaggi ad Acireale, siamo nel Catanese, in 3 sono finiti in carcere mentre un quarto è ricercato. Orazio Longo. Si vede un uomo col casco scendere da uno scooter ed entrare con sicurezza all'interno di un'agenzia di viaggi in pieno centro ad Acireale, nel Catanese. Subito dopo le immagini ci propongono la fuga di alcune persone che spaventate escono dal locale e corrono via. Quindi la ricomparsa dello stesso uomo di prima che sbuca fuori velocemente con qualcosa in mano mentre sale di nuovo sullo scooter e fugge via con l'aiuto di un complice. Quello che è successo all'interno dell'agenzia, secondo la ricostruzione degli inquirenti, è una rapina consumatasi in brevissimo tempo per un valore complessivo di 5.000 euro. Era il 27 maggio scorso. Adesso 3 persone sono state raggiunte dal provvedimento di custodia cautelare in carcere. Una di queste sarebbe stata armata di coltello. Ad aiutare nelle investigazioni i carabinieri della stazione di Guardia Mangano, le immagini delle videocamere di sorveglianza del centro città e delle frazioni. In particolare, con l'analisi dei fotogrammi è stato ricostruito il percorso compiuto dai malviventi sia per arrivare al luogo del crimine sia per fuggirne via, consentendo agli investigatori di dare un nome ai presunti rapinatori accusati di rapina aggravata e lesioni personali. Un quarto complice risulterebbe ricercato. La Guardia di Finanza di Messina ha posto ai domiciliari 2 imprenditori di Barcellona Pozzo di Gotto, operanti nel settore del commercio al dettaglio di carburante per autotrazione, indagati per caporalato nei confronti di 9 lavoratori addetti alla gestione delle colonnine di erogazione del carburante, sequestrati oltre 350.000 euro. L'operazione trae origine dalla vicenda di un operaio che, dopo essere stato vittima di vessazioni da parte del datore di lavoro fino al licenziamento, aveva deciso di rivolgersi alle Fiamme Gialle per denunciare le condizioni economiche a cui lui e diversi collaboratori erano stati da tempo sottoposti in una stazione di rifornimento di carburante. Dalle indagini è emersa l'imposizione ai lavoratori di un trattamento economico inferiore al tempo lavorato, oltre alla pretesa restituzione di somme erogate come indennità e festivi.
E i carabinieri della compagnia di Partinico hanno arrestato marito e moglie di 40 e 37 anni che spacciavano droga in presenza dei figli minori. I due genitori sono stati sorpresi in casa in Piazza Duomo a Montelepre, siamo nel Palermitano, mentre passavano la droga utilizzando un paniere con il quale facevano scendere le dosi richieste. I clienti in strada prelevavano gli stupefacenti inserendo all'interno del cestino il denaro. I due sono stati segnalati ai servizi sociali. E adesso andiamo a Catania. Da ieri sono in servizio i 100 nuovi agenti della municipale. Tonino De Mana. Il primo elemento che consente di fare la prevenzione sul territorio è la presenza. Se noi siamo sul territorio preveniamo tante infrazioni. Arrivano i rinforzi, eccoli, i nuovi vigili urbani che vanno a potenziare numericamente un corpo in passato in sofferenza, anche se all'inserimento dei 100 nuovi agenti bisogna sottrarne i 45 vigili andati in pensione. Catania, il sindaco Trantino e con lui il comandante della Polizia Municipale Peruga tirano un sospiro di sollievo in una città dai 1000 problemi, su tutti la viabilità caotica, il parcheggio selvaggio e l'abusivismo commerciale. Le criticità maggiori stanno nella carenza di stalli di sosta, perché ci sono troppe macchine in giro, quindi poco utilizzo dei mezzi pubblici, grande utilizzo del mezzo privato, e questo porta, specialmente in alcune fasce orarie di punta, a fenomeni di congestione importanti, addirittura a volte anche di saturazione, cioè le strade per le dimensioni che hanno, per le caratteristiche che hanno, non sono in grado di assorbire questo volume di traffico. Sosta selvaggia, fronteggiata fin dall'insediamento con l'introduzione delle ganasce. Qui siamo nel perimetro di Piazza Lanza. E gli effetti iniziano a vedersi, perché nelle zone dove siamo intervenuti con incisività il fenomeno si è ridotto, addirittura in qualche caso non è più presente. Questo ci fa ben sperare, perché la finalità è quella di garantire la fruizione della zona, non quello di penalizzare il cittadino. Meno agenti negli uffici, più vigili in strada, con il costante presidio in punti nevralgici, in prossimità di scuole ed ospedali. In queste immagini le prime multe in via Lavaggi. In mattinata, nuovi e vecchi agenti hanno dato un contributo personale, donando il sangue. Uno dei primi a farlo, quasi a dare l'esempio, è stato proprio il comandante Peruga. Adesso ci fermiamo, tra poco rientreremo per andare ad Acireale, dove si sono aperte le giornate dei colori del gusto all'insegna dell'enogastronomia. A tra poco. Siamo tornati in studio, 4 giornate all'insegna dell'enogastronomia nel centro storico di Acireale. Si è aperta ieri la seconda edizione dei colori del gusto. Orazio Longo. Si è cominciato con la sostenibilità e il progetto di ricerca Smart Vinus che mira a rivoluzionare il settore agrifood siciliano, dalla terra alla tavola alla scoperta dell'olio e delle eccellenze sostenibili del territorio. È il convegno che ha dato il via alla seconda edizione dei Colori del Gusto. Fino al 26 ottobre in centro storico ad Acireale, protagonista è l'enogastronomia siciliana con show cooking curati da chef quotati, masterclass su vino, olio e birra, nella mission di celebrare l'incontro tra formaggi e vini di Sicilia, stand espositivi delle eccellenze enogastronomiche siciliane e banchi di assaggio. Ormai c'è sempre più consapevolezza che bisogna conoscere ciò che si mangia per stare bene, quindi i prodotti siciliani all'interno della dieta mediterranea non solo sono dei prodotti buoni, di ottima qualità, che vengono venduti non solo in Sicilia ma soprattutto fuori dall'Italia, e quindi noi siamo qui a celebrare la loro qualità insieme a degli chef che cucineranno per chi verrà a trovarci in queste 4 giornate all'interno del nostro centro storico. I Colori del Gusto è organizzato dalla città di Acireale con la regione siciliana, la città metropolitana di Catania, la Camera di Commercio e Europrosvi Smart Vinus. Prevista anche una iniziativa di solidarietà. Il ricavato degli show cooking sarà infatti interamente devoluto all'Associazione Guardastelle di Acireale. L'arte e la musica come veicolo per sensibilizzare i giovani contro la violenza di genere. A Palermo ha preso vita Fai la tua parte, dove il teatro di Daniela Poggi, la musica di Aida Sattaflores e Mariella Nava invitano alla riflessione. Desiree Ferlito. Picchioni che sgranavi al mondo, grani dispersi di un rosario.
La metamorfosi di un fiore, il nuovo singolo di Aida Satta Flores con la collaborazione di Amedeo Minghi, scelto per Fai la tua parte, un'iniziativa che invita a riflettere sulla violenza di genere e sulla necessità di un cambiamento, non a caso rivolta ai giovani e agli studenti del liceo classico Giuseppe Garibaldi di Palermo. Si sviluppa attraverso teatro, musica, mostra e videoclip, coinvolgendo artisti, scuole e realtà sociali del territorio. Daniela Poggio e Mariella Nava, sul palco del Cineteatro Colosseum, interpretano Figlio non sei più Gio, un toccante monologo di una madre che si rivolge al figlio femminicida, invita i ragazzi a guardare il tema da un altro punto di vista. Ma tu non eri così, tu eri, io non so più com'eri. Sensibilizzazione, presa di coscienza, di cui Aida Satta Flores, nota cantautrice italiana, si è sempre fatta portavoce. Distribuire gentilezza a casaccio è quello che manca all'umanità. Si distribuisce violenza a casaccio. Un percorso toccante tra musica ed eventi dedicati alla lotta contro la violenza di genere, con la potenza evocativa di quei volti di tutte le donne vittime di femminicidio, fiori recisi nel pieno della vita, in sala come immaginarie spettatrici. C'è un'altra pausa, torniamo tra poco con il calcio. Siamo al calcio, si è conclusa alle 13 di ieri l'asta per l'aggiudicazione del centro sportivo di Torre del Grifo. L'offerta più alta è arrivata pochi secondi prima del gong ed è stata del Catania di Ross Pelligra. Sentiamo Francesco Triolo. Ci sono voluti 3 rilanci e è arrivata ad un'offerta di 5,5 milioni di euro, ma alla fine il Catania Football Club mette le mani sul centro sportivo di Torre del Grifo. A meno di variabili legate all'arrivo di nuove offerte entro il 30 ottobre, la struttura di Mascalucia va quindi a Ross Pelligra. L'asta telematica con un intenso botta e risposta ha visto concorrere il presidente del Catania con l'Aurora società con sede a Belpasso ed espressione di una cordata formata da imprenditori siciliani, tra cui il palermitano Vincenzo Rappa e i catanesi Francesco Russo Morosoli, Carmelo Stivala, Gaetano Vecchio, Giorgia Bartolini e Andrea Spina, che si sono spinti sino ad un'offerta di 5.250.000 euro. Per l'assegnazione definitiva del centro si dovrà ora attendere il 30 ottobre, termine entro il quale sarà possibile formulare una nuova offerta a patto che sia almeno del 10% superiore a quella fissata al termine dell'asta. Ma Ross Pelligra può concedersi un sorriso, anche se non è ancora finita, commenta il proprietario del Catania in una nota: mi sento molto soddisfatto per questo primo esito favorevole relativo al progetto di acquisizione di Torre del Grifo. Ci ho messo tutto il mio cuore e la mia passione, l'ho fatto per Catania, per la sua gente, per tutti noi tifosi rossazzurri. Credo molto in Vincenzo Grella e in tutto il suo gruppo di lavoro e non lo deluderò mai, ha detto. Aspettiamo la data conclusiva di questa importante operazione che per ora ci vede in vantaggio. Le parole di Ross Pelligra. Con questo servizio si chiude questa edizione di Sicilia 24. Grazie a tutti per averci seguito. Vi ricordo il nostro prossimo appuntamento con l'informazione alle 14. Vi lascio adesso con la rassegna stampa curata da Lorena Dolci. A tutti una buona giornata.